Allora, il sistema previdenziale nel suo complesso, soprattutto il sistema pensionistico, è certamente in equilibrio, nel senso che i contributi raccolti dalla produzione, quindi datori di lavoro e lavoratori, sono ampiamente sufficienti per pagarsi le pensioni al netto dell'imposizione fiscale. Abbiamo circa 200 miliardi, 50 miliardi di tasse, quindi 150-151 miliardi di spesa effettiva contro 180 miliardi di contributi. Quindi direi che il sistema può permettersi e può consentire di applicare qualche flessibilità in uscita, quindi rispetto alla rigidità della riforma Monti-Fornero una revisione di questa riforma con qualche punto in più di flessibilità, esempio consentendo di uscire con 64 anni di età e 36 di contributi, si può consentire. Dopodiché è ovvio che c'è una necessità forte di previdenza complementare. La giornata di oggi sulla diffusione della conoscenza per il settore del welfare, chiamiamolo complementare, quindi fondi pensione e assistenza sanitaria integrativa, in un paese come il nostro è fondamentale.